E questo è il tramonto dal monte Matayur. Bellissimo, peccato solo per un po' di foschia che c'è. Siamo arrivati al Matayur e ora ci aspetta un'ora di salita, 300 metri di dislivello circa, per arrivare in cima. Vero ragazzi? Sì. Che entusiasmo. Quella è la cima e dobbiamo raggiungere quel punto. Il nostro esperto qui ci dice un'oretta. No, anche meno. Anche meno dicono, scommettiamo. Vediamo. Sto già morendo. Mamma mia. Siamo a metà percorso, spero. L'importante è crederci. Vaffanculo. No, beh... No. Siamo già fulminati, almeno noi due. L'altro nostro compagno invece è fresco come una rosa. E questo è un po' lo stato dell'arte. Vediamo la meta. Mamma mia. Anche il tipo di terreno diciamo che non aiuta moltissimo la salita, però vale la pena per la vista. Questo non è bello. Questo non è bello. Cazzo. Quella. Porca la puttana. Qua è pianeggiante, Sì, ma stai un attimo ad andare a faccia a terra, E tu non andarci? Signori, ci siamo quasi. Ce l'abbiamo fatta, siamo in cima, guardate che spettacolo. Hanno conquistato il Matayur, i soldati dell'armata austriaca, che erano anche soldati ungheresi, ucraini, polacchi, che quindi nella loro vita non hanno mai visto il mare. La prima volta che sono venuti su qua sul monte, che hanno visto per la prima volta il mare nella loro vita, si sono messi a piangere. E questa è la chiesetta che c'è in cima al monte Matayur. Guardate qua, questo è il lato nord della montagna, perché c'è neve, mentre dall'altro lato non c'è neve. Qui praticamente non batte sole, la neve non si scioglie, mentre dall'altro lato è praticamente tutto fango e neve sciolta. È comunque una grandissima soddisfazione quella di riuscire a fare questo percorso per chi praticamente non fa mai cose del genere. In fondo a questa cresta della montagna, in fondo da qua non si vede però, lì sotto c'è Kobarido, Caporetto in italiano. Dove hanno combattuto la guerra, la prima guerra mondiale, signori. Se ti interessano altri video come questi, non dimenticare di seguirmi. Per me è davvero molto importante. È arrivato il momento di scendere, noi salutiamo. Ciao, alla prossima!